Il Monte Grappa è ora una riserva della biodiversità dell'UNESCO, ma sembra che il nuovo status del massiccio non abbia cambiato l'atteggiamento di alcuni verso la storia di quei luoghi e il sacrificio di chi ha dato la vita per un ideale poco più di un secolo fa. Nelle scorse ore sono apparse sui social che trattano delle faccende del massiccio foto che segnalano inequivocabilmente l'uso di una parte del sacrario coperta dalla neve come rampa di discesa per sciatori. L'immagine ha fatto subito il giro del web ed è stata quindi rimossa, ma fra gli amanti della montagna si è accesa una fortissima polemica per quello che è solamente l'ultimo segno di una mancanza di rispetto per un luogo sacro. Solo qualche tempo fa qualcuno era stato fotografato mentre scendeva con lo snowboard dalla zona del sacrario e parecchie famiglie erano state allontanate in seguito dai militari perché avevano trasformato l'area in un parco giochi sulla neve. Per non parlare della sigaretta infilata dai soliti ignoti fra le dita del bambinello in braccio alla Madonnina di Cimagrappa. Insomma, il massiccio sarà anche una riserva dell'UNESCO e un luogo sacro dove riposano decine di migliaia di combattenti. Ma per quanto siano strette le maglie dell'educazione e del rispetto, qualche granello passa sempre. Ed è sempre un peccato.